Ciao ragazzi. Ce la puoi fare, vai, è il tuo momento. Bella. Lo scopo di... Piero Angela. Piero Angela, ciao. Questa è faccia di merda. Allora, bella, ma sì, dritto. Cazzo. Vabbè, ok. Allora, lo scopo di questo video è promozionale. Dobbiamo... Giacomo, dai. Dai, aiuto. Ok. Dovevo stare zitto perché il video era già iniziato, però l'avevo capito. Quindi ho continuato a parlare e introdurre quello che in realtà dovrei dire ora. Che però Giacomo non mi ha spiegato. Giacomo è il ragazzo che in realtà canta con me, l'ho conosciuto il pezzo a rotoli, diciamo. È un pezzo che non parla semplicemente della carta igienica, parla più che altro della carta igienica mentale, quello che tu riesci a provare dopo le delusioni e la forza che trovi. Nel senso, tu puoi essere anche in un periodo di merda, ma dopo la carta igienica ti aiuterà sempre e tu ci potrai sempre contare sulla carta igienica. Qua cito un poeta della mia città, che poi è lo stesso che sta facendo il video, se volete andare a sentirvi il pezzo. Ok, quindi a rotoli, registrato all'Empireo Studio. La featuring Ce l'hai, io ero un bel serio e adesso vabbè, questa è una puttanata. Vai, aspetta, riprendi, serio. La featuring Giacomo Bua, rappresentante tra l'altro del Canopoleno, che si è tagliato i capelli oggi, registrato all'Empireo Studio dei South Seed, KS and Malakai, anch'essi partecipanti al mio disco con un pezzo. Diffondetelo, stay tuned, Pane P coming soon. La base, come potete sentire, è quella di un gruppo da 4 soldi che abbiamo scoperto, un gruppo americano del North Carolina. Non è vero. Sì.